L'utilizzo dello zinco in architettura risale ai primi anni del 1800, più precisamente nel 1806, quando l'abate Jean Chardonnay perfeziona un metodo per produrre industrialmente lo zinco allo stato metallico e contestualmente ottiene lo sfruttamento della miniera di Vieille-Montagne situata nel nord della Francia al confine con il Belgio, da cui ha origine il nome VM Zinc. Il primo tetto in zinco viene realizzato nel 1811 a Liegi per la chiesa di San Bartolomeo e nel 1837 viene fondata la società delle miniere fondiere di zinco della Vieille-Montagne, l'attuale VM Building Solutions. Ma è a Parigi, durante la riforma osmaniana, a partire dalla seconda metà del 1800, che lo zinco viene utilizzato in maniera massiva per la realizzazione dei tetti del centro della città. È grazie allo sviluppo delle coperture ispirate dall'ingegner Mansart, le mansarde, che i tetti spioventi con tegole in terracotta posate su capiate in legno pesanti e costose vengono eliminate a favore di strutture più leggere del tipo a mansarda ricoperte da zinco laminato, che è un materiale appena sviluppato, sicuramente più leggero del piombo e più economico del rame. I tetti di Parigi rimangono ancora oggi una delle nostre referenze, alcuni anche patrimonio dell'UNESCO. La principale caratteristica dello zinco è la sua durabilità. Lo zinco, reagendo con gli agenti atmosferici, in particolare con l'ossigeno contenuto nell'acqua e con l'anidride carbonica contenuta nell'aria, crea una pattina insolubile aderente alla matrice metallica che lo protegge nel tempo. Lo zinco è un materiale vivo che, se applicato rispettando le sue caratteristiche, garantisce durabilità e totale assenza di manutenzione. Una copertura in zinco può durare anche 100 anni, è molto importante che vengano rispettate le sue caratteristiche in fase di posa e che sia abbinato a materiali compatibili. Per questo motivo affidiamo la posa dei nostri prodotti ad installatori selezionati, certificati e continuamente aggiornati. La nostra rete di installatori partner è VM Zinc at Work. Lo zinco è un materiale ecosostenibile, è naturalmente presente in natura, ha un ciclo di vita chiuso che viene certificato dalla relativa dichiarazione ambientale di prodotto. È riciclabile al 100%. Tutti gli sfidi di lavorazione e di posa in cantiere vengono riciclati e reintrodotti nel ciclo produttivo. Esiste un mercato per gli scarti di zinco, il cui principale riutilizzo consiste nella zincatura dei metalli, grazie proprio alle sue caratteristiche protettive. Avendo inoltre un basso punto di fusione, ha anche un basso impatto ambientale, dovuto alla minore energia necessaria per la sua produzione se paragonata agli altri metalli. Lo zinco inoltre è un elemento essenziale per ogni organismo vivente. È il terzo oligoelemento per la salute dell'uomo dopo il ferro e il manganese. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda per l'uomo un'assunzione giornaliera di zinco. Riassumendo, possiamo dire che lo zinco è un materiale estremamente durevole, ecosostenibile, assente da manutenzione, è duttile, flessibile e materico, come dimostrano gli esempi che andremo a vedere. Lo zinco viene utilizzato sia in copertura che nella realizzazione di facciate ventilate e schermature solari. Grazie alla sua straordinaria duttilità, lo zinco avvolge come una pelle l'involucro edilizio. In copertura, il sistema più performante è la doppia graffatura, che permette soluzioni complesse con pendenze minime di circa 3 gradi per garantire il corretto smaltimento delle acque meteoriche. Se volessimo invece ottenere una ventilazione efficace in termini di moti convettivi d'aria, considerando una normale camera di ventilazione di circa 4-6 cm di altezza, sono necessari almeno 10 gradi di pendenza. Nel caso di coperture non ventilate, ci sono comunque soluzioni alternative che garantiscono la durata dello zinco nel tempo, come ad esempio la nostra guaina Delta. Lo zinco viene posato tramite linguette fisse e scorrevoli a scomparsa su un assito distanziato in abete grezzo, sotto il quale viene creata una camera di ventilazione, l'aria entra dalla linea di gronda e esce dal colmo. È prassi comune confrontarsi con i progettisti per ottimizzare le stratografie. Per coperture con pendenze superiori al 25% si possono utilizzare i sistemi a sormonto tipo le scandole. Per tutti i sistemi esistono accessori per le linee vita, antipendolo, fermaneve e pannelli solari che permettono l'installazione, evitando di ferrare la lamiera che rimane comunque un guscio impermeabile. Nella stessa finitura viene anche realizzato tutto il sistema di evacuazione delle acque piovane. I sistemi di facciata sono molto differenti fra di loro e sono tutti a giunto chiuso, con fissaggia scomparsa ad eccezione della lamiera ondulata. A seconda della tipologia può variare la relativa sottostruttura, che può essere discontinua, come ad esempio per le doghe, che continua come per la graffatura angolare. Una normale camera di ventilazione in facciata va dai 2 ai 4 cm di sezione. Con lo stesso materiale inoltre possiamo realizzare imbotti, davanzali e molti sistemi permettono di girare l'angolo evitando lattonerie dedicate.
Grazie alla sua naturale autoprotezione, lo zinco può essere forato, stirato, per realizzare scremature solari, frangisoli e fregi in facciata. Siamo disponibili a confrontarci sui vostri progetti e possiamo fornire i dettagli standard IVG dei vari sistemi comprensivi dei principali nodi, come ad esempio gli imbotti in una facciata o le partenze e gli arrivi in una copertura. Dal nostro sito inoltre si possono scaricare gli oggetti BIM dei vari sistemi. Vi invitiamo a contattarci nel caso voleste ricevere la nostra campionatura. A presto!